Continuiamo la nostra diretta qua dalla festa del tartufo, 15ª festa, siamo con Michael Bagno che abbiamo conosciuto l'anno scorso, lui è un tartufo cultore ma tra l'altro è anche istruttore di cani. Dove siamo qua, Michael? Qua siamo alle dune di Portoviro e stiamo facendo una gara di ricerca tartufo, una gara su ring. Adesso la gara è composta, si nascondono in questi ring 8 vasetti con all'interno il tartufo e dobbiamo trovarne 6 nel minor tempo possibile. Chi ne trova nel minor tempo possibile vince la gara. Dopodiché seguiamo un pochino. Dopodiché verrà fatta una gara di riporto, quindi stessa cosa, ma all'interno non può entrare il tartufaio, entra solo il cane deve trovare il tartufo e portarlo fuori dal ring. Tu quanti cani hai? Io ho un cane solo perché E da quanti anni? è 1 anno e mezzo adesso. L'età giusta per il cane? Perché abbiamo intervistato, che ci avevi presentato tu l'anno scorso, quei signori di Ravenna che ci diceva il cane bisogna abituarlo da piccolo. Da cucciolo fino a... E per tutta la sua esistenza poi dopo diventa, oppure a un certo punto abbandona o perde l'olfatto? No, non abbandona l'olfatto, lo tiene sempre, basta che ci sia un buon addestratore. Adesso io non sono un addestratore, qua abbiamo della gente veramente brava che sa veramente addestrare i cani, abbiamo delle persone che vengono un po' da Bologna, da Vicenza, abbiamo un po' di tutto e qua abbiamo veramente dei campioni. Ma non c'è bisogno di una razza particolare oppure vanno bene i meticci? Va bene qualsiasi cane. Ah sì, perché infatti vediamo piccole taglie, grandi taglie no, piccole a media taglia o sbaglio? Si predilige il lagotto romagnolo, diciamo è il cane per eccellenza del tartufo. Che me lo fai vedere se riusciamo a beccarne uno? Sono quasi tutti lagotti questi. Ah, questi sono i lagotti. Questi sono i lagotti, adesso qua abbiamo i proprietari. La signora è la proprietaria di un lagotto. Sì, un bellissimo lagotto. Perché facciamo vedere il lagotto? Lady, ha 13 anni E va a tartufo. e va a tartufo, da 13 anni. E ne trovate? Certo che ne troviamo. Ne troviamo. Senza guardare. Uno, 13. Grazie. Michael, ti ringraziamo, come sempre è un piacere venire alla festa del tartufo perché poi qua, poi con te che conosci tutte le cose del tartufo. Da dove nasce questa passione? È nata per caso diversi anni fa tramite il centro che abbiamo qua forestale a Portoviro, conoscendo il dottor Balasso e un amico Michele Tuvato, il tartufaio proprio della forestale, è nata per gioco, per caso. Quindi diventa una passione o può diventare anche un mestiere, nel senso che c'è da prendere qualche soldino? Diventa una malattia, quando trovi il primo vuoi sempre trovarne sempre di più. La domanda che non volevo farti ma te la faccio lo stesso: quanto può costare un tartufo? Adesso abbiamo visto... Allora, non so dirti il prezzo te lo può dire Tiberio Rocuzzi che è un commerciante. C'è una borsa del tartufo che viene battuto ogni settimana, cambia il prezzo in base alla raccolta e richiesta. Perfetto, ti ringraziamo, facciamo un'altra carrellata e buon lavoro. Grazie mille a voi. Ciao, grazie Michael. Buongiorno, ciao, buongiorno, buongiorno Doriano, buongiorno anche al veterinario Viroli. Al dottor Viroli che merita. Lei era nella locandina per la sua passione per cosa? Oltre che essere veterinario del tartufo. Per gli animali, Sì. le situazioni cinofile e anche la fauna selvatica. Ma questi cani particolari, i lagotti che ci dice, ma perché sono così portati per il tartufo? Perché hanno un olfatto speciale? I cani tartufi ci vuole un buon olfatto e ci sono certe razze, in particolare il lagotto, che è un cane locale perché dovrebbe essere nato a Lago Santo, quindi abbastanza vicino a noi, è stata fatta razza italiana da poco e dicono che è il migliore da tartufo. Qualunque cane con buon olfatto, no, va benissimo. Invece i levrieri, che Mancini ha avuto per anni, che hanno olfatto zero, Sì. non saranno mai un cane da tartufo. Con la corsa e con la vista. Ecco, ricordiamo che Doriano Mancini è un grande cinofilo.
Ho sempre paura di sbagliare cinofilo e cinefilo, cinofilo giusto. No, perché poi non te lo perdonano, se faccio una cappella così. Anche perché sei famoso, È vero. Bravo, quindi non puoi sbagliare. No, sbaglio, Doriano. I tuoi cani, che allevamento hai? So che hai dei cani particolari Sì, ho gli Staffordshire Bull Terrier, che sono di media taglia, vero? cani di 15-17 kg e sono cani da compagnia, direi, un po' da guardia, è un cane così forte, robusto. E non va a Che tartufo. si sta diffondendo molto nel mondo. No, non va a tartufo, però se lo abitui da piccolo va a tartufo. Importante, quando fa un'operazione valida, dagli il premio e lui si abitua, abbina il tartufo al premio. Capito? Quindi tutti i cani possono potenzialmente andare a tartufi. Chiedo al dottor Viroli, ma qualcuno dice che si potrebbe andare a tartufi anche con i maiali. I maiali dicono che è il migliore dei cani. Ah sì? Qualunque maiale può trovare tartufi, è verissimo. E come mai non ce n'è neanche uno? Oddio, andare in giro con un maiale magari è un po' impegnativo. Qualcuno ci va. Qualcuno ci va. Il problema, ci va. il problema è che quando arriva il tartufo non riesci più a prenderlo. Esatto, poi Se lo mangia il maiale. Ah, se lo mangia, perché il maiale per definizione mangia tutto. Vi saluto, grazie ancora, grazie. E con questa immagine chiudiamo questa diretta dalle dune. Naturalmente vi ricordiamo che è possibile venire a questa festa del tartufo, 15ª festa dedicata a Dimmer Manzoli, che è stato per anni il presidente del tartufo, ma è stato anche il presidente del parco, eccetera, 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 grandissimo personaggio che purtroppo ci ha lasciati proprio quest'anno, e giustamente hanno dedicato questa 15ª edizione alla sua memoria. Da Leandro Maggi, dalle dune, dalla festa del tartufo è tutto. Ciao a tutti!